Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Travolta e uccisa mentre attraversava la statale 114 ad Aci Castello. Ancora ignote le generalità della donna e la dinamica. La tragedia questa mattina alle 6:30, traffico dirottato sul lungomare. Si chiude con una sentenza di assoluzione per prescrizione del reato il processo contro l'ex re dei supermercati Sebastiano Scuto. La Cassazione annulla la precedente sentenza della Corte d'Appello di Catania. Assolta in appello la mamma di Noto che aveva lasciato la figlia piccola nelle mani del padre Orco. Dopo la condanna a 6 anni per il Tribunale di Messina, il fatto non sussiste perché la donna aveva agito nel terrore di ritorsioni e di perdere la bambina. Approvata la legge di stabilità 2026 della Regione Siciliana, previsti interventi per incentivare le assunzioni e a favore dello sviluppo delle attività produttive per 300 milioni di euro. Palermo, Antonina e la sua cagnolina Molly hanno trovato casa in una struttura a Cinisi. Non dormiranno più in auto. Il nostro servizio TG ha messo in moto la macchina della solidarietà. Calcio, il Catania pareggia a Caserta, finisce 2-2 con i padroni di casa che beffano i rossazzurri in pieno recupero. Domani trasferte per Trapani e Siracusa. Serie B, oggi alle 19:30 in campo il Palermo al Barbera contro il Pescara. Nel giorno del 125° compleanno rosanero, Inzaghi chiede ai suoi una prova speciale per uscire dalla crisi. Ben trovati, apriamo con una notizia tragica. Una donna di cui non si conoscono ancora le generalità è stata investita e uccisa da un'auto mentre attraversava la statale 114 all'altezza di Aci Castello. L'incidente è avvenuto intorno alle 6:30. Sul posto, come vedete, sono intervenuti i carabinieri ma anche i sanitari del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso. Sono state avviate le indagini, il traffico ha subito pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni perché appunto, come vedete, non passano auto e sono state poste delle transenne evidentemente per le indagini dei carabinieri e il traffico è stato dirottato sul lungomare proprio all'altezza di Aci Castello. Ovviamente vi forniremo maggiori dettagli di questa vicenda nel corso della prossima edizione del nostro telegiornale. Cambiamo decisamente argomento perché si è chiusa con una sentenza di assoluzione per prescrizione del reato la vicenda del processo contro l'ex re dei supermercati Sebastiano Scuto. La Cassazione infatti ha annullato senza rinvio la precedente sentenza della Corte d'Appello di Catania. Orazio Longo. Un percorso giudiziario durato 28 anni. Alla fine la sesta sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza con cui un'altra Corte, quella d'Appello di Catania, aveva condannato l'imprenditore Sebastiano Scuto a 2 anni di reclusione per associazione mafiosa. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che il reato contestato all'ex re dei supermercati in Sicilia fosse estinto per intervenuta prescrizione. Si chiude così un lungo iter giudiziario che ha comportato gravi sofferenze a Sebastiano Scuto e consistenti danni alle sue aziende, commentano i legali dell'imprenditore. La difesa ha fatto anche sapere che attraverso l'uso del giudizio di revisione e il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo lavorerà per pervenire alla definitiva proclamazione dell'innocenza di Scuto, che viene indicato dai suoi avvocati come vittima delle intimidazioni del clan mafioso dei Laudani. In una nota i penalisti Giovanni Grasso e Franco Coppi commentano come il non rinvio deciso dalla Corte di Cassazione sia dovuto al fatto che, scrivono i legali, questa Corte ha evidentemente ritenuto che gli atti processuali consentissero di pervenire a una decisione senza necessità di un nuovo intervento del giudice del rinvio. Pronuncia quindi che mette la parola fine a una lunga e tortuosa vicenda. Restiamo alla giudiziaria, fuggì dalle violenze dell'ex lasciando la figlia con il padre violento. È stata assolta la giovane madre di 26 anni che in primo grado era stata condannata a 6 anni per il tribunale, ha invece agito per paura di ritorsioni da parte dell'uomo che abusava anche della figlioletta. Angelo Gagliano.
Assolta perché il fatto non sussiste e la sentenza della Corte d'Appello di Messina, sollecitata dalla Procura Generale di Catania, nel processo di revisione ad una 26enne che era stata condannata a 6 anni di reclusione e alla perdita della potestà genitoriale per non avere protetto sua figlia dagli abusi dell'allora compagno 47enne. Secondo i giudici la donna non sarebbe intervenuta per paura di perdere la bambina e di ritorsioni da parte dell'uomo che negli anni l'aveva picchiata più volte violentemente. L'avvio delle indagini è noto nel novembre del 2020, quando la donna, alla fine disperata, ha trovato il coraggio di denunciare l'ex compagno. Quel giorno era riuscita a sfuggire alla furia dell'uomo, scappando di casa per andare al pronto soccorso e farsi medicare le ferite al polso e alla schiena. Minacce, insulti, lesioni, sequestro del telefonino, divieto di parlare con i suoi parenti erano le vessazioni subite dalla donna. Un quadro drammaticamente complicato, poi dalle violenze sessuali commesse dall'uomo ai danni della figlia in tenerissima età, come a ripetere quanto aveva già fatto in passato con una figlia avuta nella precedente relazione. Per quelle violenze era stato condannato per pedofilia. Nel processo, che ne è scaturito dalle indagini il Tribunale di Siracusa, ha condannato l'uomo a 10 anni e 8 mesi di reclusione in continuazione con la precedente sentenza. La donna intanto è tornata libera e potrà nuovamente riabbracciare la figlia. Ed è stata approvata dalla Giunta regionale di governo la finanziaria 2026 della Regione Siciliana, previsti tra le altre cose interventi per incentivare le assunzioni e a favore dello sviluppo delle attività produttive. Sentiamo Manlio Viola. Vale 1 miliardo e 200 milioni di euro. È la finanziaria 2026-2028 della Regione Siciliana. La legge di stabilità è stata approvata dalla Giunta regionale di governo e dal 5 novembre sbarcherà all'Ars per avviare il suo percorso, prima fra le commissioni e poi a Sala d'Ercole, puntando ad un'approvazione finale entro il 18 dicembre. A fronte di un valore complessivo di 1,2 miliardi ci sono 300 milioni di nuovi interventi di legge. La parte del leone la fanno le misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, che valgono 220 milioni. Fra questi 20 saranno utilizzati per la misura chiamata City Working, ovvero un contributo a fondo perduto del valore di 30.000 euro per le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, consentendo di lavorare a distanza nel territorio della Sicilia. Sono poi previsti contributi per 10 milioni per stimolare gli investimenti nelle istituende Super ZES, dove gli incentivi saranno dedicati anche ad aree artigiane e ad altre imprese. Le Super ZES coincideranno con le 2 aree ZES della Sicilia, istituite prima che il governo Meloni desse vita alla ZES unica del Sud. Previsti anche incentivi del valore di 15 milioni per potenziare gli investimenti privati in edilizia. Confermati infine per i comuni 350 milioni di euro a titolo di trasferimenti ordinari, 115 a titolo di contributi per gli investimenti e altri 108 milioni per i trasferimenti ordinari a favore delle ex province. Confermate anche le risorse per il personale esterno della regione e gli stabilizzati. E adesso il finale, il lieto fine, possiamo dire così, della storia della signora Antonina. Dopo il servizio del nostro telegiornale abbiamo raccontato, grazie al nostro Marco Gullà, la sua vita in auto con la sua cagnolina per l'impossibilità di sostenere un affitto con la pensione davvero minima. Ebbene, insomma, la storia, come vedrete, si è conclusa bene. Sentiamo. Traguardo raggiunto. La signora Antonina e la sua amata cagnolina hanno trovato una struttura che li accoglierà in attesa di una sistemazione definitiva. Dopo il nostro servizio, la macchina della solidarietà si è subito mossa e così anche l'onorevole Ismaele Lavardera ha supportato la causa. Questa mattina la telefonata di un titolare di una casa alloggio a Cinisi. Lei mangia con noi, si lava lì con noi, si lava lì in struttura, gli laviamo i vestiti, tutto completamente. Lei la sua pensione se la usa per le sue cose. Fino a ieri notte, come vediamo, la signora Antonina, nonostante la pioggia, dormiva in auto. Da questa mattina l'incubo è finito. Lei come ha trascorso la notte, signora? Chiusa in macchina, sveglia e c'era un po' di freddo. Ho mandato questo messaggio sui social e si è mossa una macchina di solidarietà incredibile. Abbiamo già una struttura di Cinisi disponibile, mi ha mandato un messaggio stanotte alle 11:30 di notte, una signora che ha un B&B a Cefalù, che ringrazio, pronta non solo ad accogliere la signora, ma soprattutto anche il suo cagnolino, che è la cosa più bella, cioè il cagnolino che è in macchina insieme, in attesa però, e questo ne prendo atto, che il comune di Palermo, da quello che ho capito,
ha chiamato Toni Pellicane, il comune di Palermo, che ringrazio, perché se la politica tutta insieme può muoversi, ho fatto un appello al sindaco di Palermo, all'assessore Ferrandelli, che si sono mossi, quindi ne diamo atto che si vogliono muovere per una struttura ovviamente definitiva. E questa è la commozione della signora Antonina. Non serve aggiungere altro. Adesso ci fermiamo, c'è subito una pausa e torniamo tra poco. E siamo tornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. C'è stato l'ok al piano regolatore e adesso vi mostriamo come sarà il nuovo porto di Catania. Approvato il piano dunque che consentirà di avere una infrastruttura moderna, verde e aperta alla città. Eva Spampinato. È ufficiale, il nuovo piano regolatore del porto di Catania è realtà. Con la delibera del comitato di gestione si chiude un percorso iniziato nel dicembre 2024 e che ridisegna completamente uno degli snodi più importanti della città. Finalmente, dopo quasi mezzo secolo, il porto di Catania è un piano regolatore nuovo, moderno ed efficiente. Io direi che è un piano che nasce dal desiderio di aprire il porto ai bisogni della città, conservandone però l'anima commerciale che dà lavoro e dà sviluppo alla città tutta. Il progetto prevede un'area a crociere di 84.000 metri quadri, con 4 nuovi accosti per navi fino a 340 metri e una stazione marittima capace di accogliere 1 milione di passeggeri l'anno. Il senso dell'iter di approvazione è proprio quello di vedere le cose anche dal punto di vista degli altri, per cui non c'è nessuna preclusione a adottare delle misure che possano migliorare l'ecosostenibilità del piano. Il nuovo waterfront offrirà una promenade di 17 ettari, spazi verdi, aree per yacht e pescherecci e una viabilità rinnovata che collegherà il porto al centro storico. E quindi abbiamo, aderito alle richieste del Comune, riducendo le volumetrie, le altezze e individuando degli spazi dove vi è il vincolo assoluto di inedificabilità. Un intervento che promette di cambiare il volto del mare di Catania, rendendolo finalmente parte viva della città. Oggi 1° novembre, Ognissanti, un fine settimana particolare ma all'insegna del meteo, con qualche preoccupazione per il rischio idrogeologico. La Protezione Civile infatti ha diramato l'allerta gialla per la Sicilia orientale e settentrionale, in particolare per le province di Siracusa, Catania, Messina e Palermo. Sul fronte delle precipitazioni si legge che saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati sulla Sicilia settentrionale e orientale. Ma di certo questa sarà una giornata in cui le persone andranno a visitare i propri cari al cimitero. Noi vi racconteremo la giornata di Ognissanti a Catania nella prossima edizione del nostro telegiornale, ma certamente per tanti, soprattutto per i bambini, per i ragazzi che continuano a sentire forte la tradizione, è la festa dei morti che si avvicina prepotentemente. Noi abbiamo sentito un grande attore, l'attore Tuccio Musumeci, che ovviamente per la tradizione ci racconta i suoi regali della festa dei morti e lo fa a Giusy Lazzara. Ci accoglie nel suo studio pieno di ricordi e non manca la sua liscia tutta catanese. Tuccio Musumeci, a 90 anni, ha lasciato il teatro, ma resta un acuto osservatore. Anche sulla festa dei morti ha le idee chiare. Noi per esempio ci addormentavamo perché ci dovevamo svegliare di mattina presto per trovare i giocattoli. Questa è la vera festa nostra italiana, va bene, ma siccome siamo un popolo di imitatori facciamo Halloween, i cucuzzi. E siccome ormai il popolo italiano è tutto una cucuzze. Cosa le lasciavano i morti? Gli automobili tutti in latta. Oggi non si può, dice che se uno si può tagliare. No, io non mi ho tagliato mai, nessun bambino si tagliava, erano i giocattoli. E i nostri genitori ci compravano i giocattoli dove ci dicevano: cosa vuoi che ti lasciano i morti? Cosa vuoi? E io ho piacere che mi lasciano questo, ho piacere che mi lasciano quest'altro. Io mi cattavo e mi facevano a trovare la mattina. Non c'è solo uno sguardo al passato, ma sempre più si pensa al recupero di una tradizione che dovrebbe avvicinare ai nostri cari che non ci sono più.
Ci fermiamo ancora e subito dopo il calcio. E siamo al calcio con il Catania che ieri ha pareggiato a Caserta 2-2, agguantato nel finale dai campani con rossazzurri in 10. Le reti di Tacchio, Proia, Donnarumma e Liotti su rigore. Marco Carli. Partita infinita al Pinto, tante emozioni e molti episodi. La Casertana riagguanta 2 volte il pari, l'ultima all'8° di recupero su rigore con il Catania in 10. I rossazzurri sono in testa con la Salernitana in attesa del match dei campani, ma c'è rammarico per il finale di partita. Toscano deve fare a meno inizialmente di Gherardi, frenato da un virus intestinale, al suo posto Pieraccini. Disattenzione difensiva Etnea al 10° su fallo laterale, Dini interviene bene sulla deviazione di Bentivegna. Il Catania decide di alzare i giri del motore, sale in cattedra Cicerelli che indirizza in porto una punizione su cui è bravo De Lucia. Il duello si rinnova poco dopo, Cicerelli combina con Celli e lascia partire una gran conclusione al giro dal limite su cui il portiere della Casertana compie un grande intervento. Il Catania staziona stabilmente nella metà campo dei campani, viene annullato un gol a lunetta per fuorigioco, ma il vantaggio è nell'area e si concretizza per merito di Di Tacchio. Proprio lunetta serve il capitano, grande conclusione dalla lunga distanza e prima meritatissima soddisfazione personale con la maglia del Catania. La Casertana reagisce, Vano va in gol dopo un batti e ribatti in area, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Bacchetti sulla punizione che dà il via all'azione. L'appuntamento col pari campano è però solo rimandato sugli sviluppi di un angolo e l'altro capitano Proia a trovare la deviazione vincente, interrompendo la lunga imbattibilità di Dini, durata 522 minuti. Si riprende, i padroni di casa per poco non vengono puniti dai rossazzurri, Lunetta corre sulla sinistra e lascia partire un gran tiro che finisce di poco alto. Nella ripresa la gara è spezzettata, serve un lampo per riaccenderla e ci pensa Donnarumma. Caturano è entrato al posto di Forte, stoppa di petto e regala un assist prezioso di tacco per il compagno che lascia partire una conclusione potente. De Lucia non può nulla, 1-2. Il Catania controlla ma finisce in 10 per il rossa Gherardi, entrato al posto dell'infortunato Pieraccini. Fallo di reazione su Heinz, si va al maxi recupero, Donnarumma sventa un gol già fatto anticipando Vano a pochi passi dalla linea di porta. La Casertana spinge d'ausilio secondo l'arbitro tentando di liberare e commette fallo in area su Casarotto, decisione confermata dopo la revisione chiesta dal Catania. Liotti si presenta sul dischetto e segna il 2-2 al minuto 98, dopo il 100° arriva il fischio finale, il Catania raggiunge la Salernitana in vetta con una partita in più, ma quanto rammarico per un finale che poteva essere diverso dopo la rete del secondo vantaggio. E adesso alla Serie B, oggi in campo alle 19:30 il Palermo al Barbera contro il Pescara. È il giorno oggi del 125° compleanno rosanero e così Inzaghi chiede ai suoi una prova speciale per uscire dalla crisi. Marco Gullà. Nel giorno del suo 125° compleanno il Palermo oggi proverà a tornare alla vittoria. Al momento c'è vento di crisi. Per evitare che tutto si trasformi in burrasca, oggi alle 19:30 al Barbera contro il Pescara la formazione rosanero ha un solo risultato da centrare, la vittoria. Per Inzaghi ecco qual è la ricetta per tornare a brillare. Dobbiamo ritornare a pressare forte sulla palla, come abbiamo sempre fatto, perché quello è stata la nostra grande forza. Chiaro, giocavamo contro giocatori forti, per cui affrontarli non era semplice, ma se ci arriviamo addosso non ci facciamo puntare, come abbiamo fatto nelle prime 8. Dobbiamo tornare a fare questo, ma io ti dicevo, sono molto fiducioso. Ieri festeggiamenti per il compleanno rosanero, oggi invece occorrono punti, quelli veri. Il Palermo dovrebbe andare in campo così, 3-4-2-1, Joronen tra i pali, Peda, Bani e Ceccaroni in difesa, Pierozzi, Gomez, Ranocchia e Augello a centrocampo, Palumbo e Brunori sulla tre quarti a supporto di Poyampalo. Nel Pescara in porta l'ex De Planche, in attacco Oconco e Di Nardo. E adesso torniamo alla Serie C, impegni in trasferta domani pomeriggio per le altre siciliane di Cille. Trapani gioca a Crotone, il Siracusa a Giugliano. Sergio Colosi.
Trapani e Siracusa tra continuità, panchine e futuro. La prima che andrà in campo a Crotone è la formazione granata. Due squadre che vogliono scendere dall'altalena dei risultati, è il tema dominante della sfida dell'Ezio Scida. Il Trapani, 7 punti in 5 gare e l'eliminazione dalla Coppa Italia, alterna buone prestazioni a periodi meno felici. Percorso simile per il Crotone, 2 vittorie e altrettanti KO negli ultimi 4 turni di campionato. Il tecnico Aroni, che è sotto esame da qualche settimana. A Crotone in linea di massima, confermato l'11 che ha battuto l'audace Cerignola al provinciale. Il capitano Benedetti sconta la seconda giornata di squalifica. A sinistra gioca l'ex Giron, domenica scorsa tra i migliori. Panchine protagoniste anche nella sfida salvezza in Campania tra Giugliano e Siracusa, che chiudono la classifica divise da appena 3 punti. Nel Giugliano è il giorno dell'esordio di Ezio Capuano, quest'anno terzo tecnico sulla scomoda panchina giallo-blu. Ben più salda invece quella di Marco Turati, che cerca conferme, identità e qualità dopo l'ottima prova contro il Casarano. Stessa formazione azzurra dell'ultima gara, sia nel modulo che negli interpreti. Puzzone ancora infortunato. Ecco, questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi lascio a Luca Ciliberti per la rassegna stampa di oggi e vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 14.